Un altro pezzo della Ostiglia-Treviso è stato aggiunto al puzzle della ciclabile creata in questi ultimi anni sul sedime dell'antica linea ferroviaria militare. Di costruire un nuovo ponte sul Brenta tra Campo San Martino e Curtarolo se ne parlava da una quindicina d'anni, dai tempi di Vittorio Casarin. Felici a dir poco i ciclisti. Il coronamento vuole dire di un sogno. Abbiamo cominciato attorno all'inizio del 2000 a proporre che questo itinerario fosse realizzato. Va ricordato che all'interno del Veneto transita tutta una serie di reti nazionali e internazionali, per cui è fondamentale quest'opera. Prima di questo moderno ponte ciclopedonale c'era quello della ferrovia, costruito circa un secolo fa. È ancora visibile uno dei due plinti che venne impiantato nel greto del fiume. Un ponte che durante la Seconda Guerra Mondiale subì almeno 300 bombardamenti alleati, dato che di qua passavano i rifornimenti alle truppe tedesche. Sull'ex ponte ferroviario, il sindaco di Curtarolo ci offre un'immagine molto suggestiva. Di qua probabilmente passò anche Primo Levi, quando dal campo di concentramento di Fossoli, dove era internato, andò a Mantova, da Mantova ad Ostiglia, da Ostiglia a Treviso, e da Treviso purtroppo poi lo portarono in vagoni piombati ad Auschwitz.